Mancano pochi minuti alle 15 e lo spoglio dei voti non è ancora completato quando Giorgio Orsoni varca la porta d'ingresso di Ca' Farsetti. Ad attenderlo, oltre ai tantissimi giornalisti ospitati dalla sala stampa allestita dal comune, c'è molta gente. Non solo applausi per lui, ma anche un vero tifo da stadio, con tanto di bandiere, striscioni e addirittura un trick e track. Orsoni non si sottrae alla folla dei suoi sostenitori, stringe mani e distribuisce sorrisi, ma non vorrebbe ancora parlare. I risultati parziali sanciscono infatti ormai la sua netta vittoria, ma la matematica non gli dà ancora la sicurezza che la partita si chiuda definitivamente qui, al primo turno, senza bisogno del ballottaggio. Visibilmente commosso, si avvia poi verso quello che nei prossimi 5 anni sarà il suo studio di lavoro, per salutare il suo predecessore. Un incontro, quello con Cacciari, molto caloroso, ma che dura solo pochi secondi. I giornalisti infatti lo reclamano, vogliono conoscere le sue impressioni ed emozioni. Viene così improvvisata una conferenza stampa abbastanza informale, la prima che Orsoni sostiene da sindaco. Credo che ci sia una grande soddisfazione da parte di tutti coloro che mi hanno aiutato, che mi hanno spinto a fare questa cosa, che spero sarà una cosa molto bella per la città soprattutto, perché credo la città abbia bisogno di guida tranquilla, sicura, che porti avanti i progetti che sono sempre stati un fiore all'occhiello di questa città e che nello stesso tempo si rinnovi con grande passione e con grande visione per il futuro. Basta, potrei dire delle sciocchezze se continuo. Ancora una raffica di domande di giornalisti e poi il brindisi. È arrivato davvero il momento di festeggiare.